bello. Non puoi portare la gente a fare le cicloescursioni. Eh sì, lo so. Di là, su quel versante. Quando noi gireremo così c'è un sentiero che da Pianrosada scende fino alla Casera di Spensa. Ah, eccolo lì l'altra strada, adesso me la ricordo. Quella Sì, del col Boral Piova sbuca là praticamente. Ma pensa Ah te. no, là. Vedi che c'è quel punto Sì, sì. diradato? Ti Là ricordi? c'è l'altra strada, che ormai è distrutta anche quella, che scende dall'altra parte, sull'altro traverso, dove c'è il Boral della Cavallera. Infatti è quello. Il Colpiova viene giù da là Ma pensa a te che roba. e sbuca lì. L'ultimo tratto, che è proprio questo qua, è quello più ripido. Dopo, una volta sbucato lì, scendi qua, che c'è anche tutto un lastricato abbastanza rovinato, è un fondo pietroso fatto con le pietre, però è molto scivoloso anche con l'asciutto, e là c'è il Boral del Jazz. Guarda, siamo dalla parte opposta del Pizzocca adesso. Esatto, il Pizzocca è lassù. E scusa, il Croseraz dov'è? Dietro? Il Croseraz, no, questo è il Croseraz, di qua. Quindi anche da qua si scende. Qua sopra è il Croseraz. Quello che avete fatto con Gianluca. Infatti adesso quello che ti dicevo, quel di Valfrattuzza, è il sentiero che scende giù là. Quel canalone lì? Ed è ripido? Lassù c'è il 991. Lassù dovrebbe essere Zuc di Valliselle e poi Croseraz da sta parte. 991 poi continua così e da là hai Croseraz e scendi per l'altro canalone che è quello di Pianscalon e sbuca poco prima di arrivare appunto a Pianrosada. Però è proprio alla fine che dopo hai problemi perché non si vede più il sentiero. C'è la strada forestale per il disboscamento che è adiacente, la puoi intercettare subito perché si trova a una cinquantina di metri dal sentiero normale, vedi anche dei segnavia e scendi per di lì perché è proprio il tratto finale, dopo non lo vedi più. Là dietro c'è Pianrosada e da là scende un sentiero fino di Casera di Spensa. Quindi tutta la zona qua dietro. Ce ne sono due, uno si prende da qua e poi finisce sempre su quello sopra Casera di Spensa, l'altra parte invece si prende da Pianrosada. Eccolo qua, forse è questo. Dove lo facciamo? Tornando indietro, ma non so come che deve essere bruttino, soprattutto dall'altra parte perché ti scende sotto a tutta la parete della vallata. Meglio non farlo con la fronte e la sella alta. Quello è Colindes. Quindi questo è il Piancavallo visto da dietro? Sì, e là c'è la Palantina là. Quello è il canalone che porta a Rifugio Semenza e scende giù fino a Tambre. Questo qui? Questo è quello che viene da Pian dei Lovi, diciamo. Qua te va su, ce n'è una a destra che però è bruttissima, quella che ho fatto io l'ultima volta. Poi sopra ce n'è una che va a sinistra e mi pare che non è in mappa. Alla fine arrivi sul sentiero che è quello che ti porta all'antica cava Prandarola. Da lì riprendi la strada che viene giù da destra, 200 metri e sei sulla strada del Pian dei Lovi. Poi da lì continui e arrivi fino al 984 per il Calvario, mentre sulla destra c'hai le strade o comunque i sentieri per Pianscalon. Poi del 984 sei lì della Nostra Signora del Cansiglio e Piancanaie. Solo che Tite può fare quei sentieri lì. Bisogna avere tempo, tempo nel senso tempo fisico e tempo meteo. In questo boschetto è la zona della Manita muscaria. Un paio di anni fa l'abbiamo trovata qui. Solo che questa è anche zona gabinetto spesso, bisogna stare attenti, lui te trova campo minato. Comunque non credo che si troverà qualcosa adesso perché diciamo siamo un po' fuori stagione, troppo presto per venire un po' più umido e freddo. Non sapevo che ci fosse un parco. Comunque qui è il 984, la sua fine.
è strada per Pian delle Seraie. Qua. Santomè Dardago 4. Ah no, è 84. E tu, se te vuoi tornare a Mezzomonte o a Dardago, 1066. te va su per di qua. Madonna, quasi 5 ore. A piedi. Sì, a me dice 1077 qua. Però eccola, c'è Nostra Signora del Cansiglio. Ah, qua più avanti, ok. Ho dovuto andare a pregare, andare a accendere un lumino. Anche qua punto acqua sul sentiero C e quello là. Ho dovuto andare fino al Pizzocco, un bel po' di strada è da qua. Adesso andiamo a Tambre poi. Quello era il vivaio Pian dei Spin. Sant'Anna, eccola qua. Colindes vai su, quel che vai verso la Palantina. Qua che sei i cavalli. Si vede che sembra quasi un altro stato. Ah, che bello. Guarda che belle casette, che giardini. Madonne con fontane. Già qua serve sempre una Madonna e soprattutto la fontana. Queste sono le tipiche galline cimbre. No, o meglio le galline dei cimbri. No, è un gallo. È un gallo. Ecco te ragione, digati. Yeah! Hai visto che casette? Ora che roba. Belle! Pensati che qua l'inverno pista forte, Eccola qua. Credo che i padroni oggi non ci siano. Non c'è neanche una finestra. Tutta la parte esterna, le pareti sono fatte come a libri. Guarda che colpo d'occhio. Guarda che nuvole diversamente bianche. Guarda, c'è una Bisogna finestra, sbrigarsi. Ah, Teverone, questo. Col Nudo, Monte Dolada, Pieve al Pago, Puosto dal Pago, Tambre, Fara dal Pago, Carota. Carota. Dopo la capanna del libro andiamo verso Tambre 2, perché Tambre 1 abbiamo già passato. Fantastico! Bellissimo! Spettacolo! Meritava. Mo adesso? Boh, non so mai stato. Dove che si torna a casa? No, c'ho macchina. Allora, spazio di mucche qua. Cos'è? Spazio di mucche. Facciamo la strada ai formaggi delle Dolomiti Bellunesi. Allora, a dove pia? Adesso stiamo andando verso l'Alpago, verso il lago di Santa Croce, che è più o meno da quelle parti, però poi gireremo verso Spert, seguendo la nostra guida ovviamente, che però guarda qua Murales. Occhio.
Questo incrocio me lo ricordo che si girava a destra per andare al lago di Santa Croce. Esatto. Poi visto lì la tirava, Bellina. Pensa a farla in salita. 923. Spert al Pago. Qua si veniva a fare anche le vacanze e credo proprio su, forse questa struttura qua, questo albergo. Qua io mi sono fermato a chiedere aiuto per il cambio. Mangiamo la pizza? Tipica pizza di Spert. Sarà una pizza cimbra. Ciao mulo. Ciao. Fai un ruttino? Adesso prendiamo questo sentierino qui Vada dottore, guarda che prato. e andiamo fino a Pianosteria. Mi raccomando di non abbandonare i cervi. Che? Guarda che figo. Attento che qua si scivola, È erba bagnata. Sinistra credo, qua. A ti ti piacciono le robe bagnate? Quelle umide e calde. Non posso entrare al palco. Ecco, siamo a Pianosteria.